La Polizia Stradale svolge un ruolo importante, in particolare i fine settimana per il controllo del territorio. Comandante, ecco, approfittiamo per fare un po' un bilancio della vostra attività dei fine settimana e quello che solitamente registrate qui nel nostro territorio d'Agrigento. Sì, anche a seguito dei fatti che sono accaduti all'inizio del 2020, questa recrudescenza soprattutto di incidenti stradali nei fine settimana in Italia, su disposizione appunto del servizio polizia stradale e del compartimento e quindi anche del questore di Agrigento, abbiamo intensificato i controlli, soprattutto rivolti al controllo dei conducenti attraverso precursori o etilometri. E devo constatare, ahimè, che anche ad Agrigento c'è questa brutta usanza di mettersi alla guida dopo aver bevuto. La maggior parte di coloro che noi troviamo alla guida con valori superiori al tasso legale sono giovani sotto i 35 anni, quindi purtroppo noi ogni fine settimana troviamo un numero considerevole di giovani e qualche volta anche adulti che si mettono alla guida dopo aver bevuto. Ecco, facciamo un appello affinché non solo i giovani ma anche gli adulti in questo fine settimana possano riflettere maggiormente. Sì, tra l'altro questo fine settimana è proprio il fine settimana cosiddetto di Carnevale, quindi ci sarà un maggior numero di persone che magari uscirà. Io dico subito questo appello, va bene divertirsi, però il divertimento non è strettamente legato al bere, ma soprattutto chi beve non deve mettersi alla guida, non deve fare calcoli se io bevo questa quantità e se supero il limite legale, non deve essere il timore della sanzione quello che non deve farci mettere alla guida dopo aver bevuto, perché la cosa più importante è salvaguardare la propria vita e quella degli altri. Quindi il fine settimana è un fine settimana particolare, come diceva lei, di Carnevale, per cui un invito a organizzarsi anche in questo senso. Sì, io invito sempre a organizzarsi o con mezzi quali autobus o pulmini o altrimenti se c'è nella comitiva uno dei ragazzi che non beve è lui che deve guidare.